Entrano nel vivo al SIGEP di Rimini i campionati italiani di baristi categoria Latte Art che termineranno il 27 gennaio prossimo. 16 i finalisti. Primo ad esibirsi siracusano Giuseppe Fiorini, che ha presentato un capolavoro di decorazione, un cappuccino con la raffigurazione di un cupido, prodotto a regola d'arte, un piacere per la vista e il palato. Il cupido nasce da una mia cliente che in un momento in cui di solito è una stagione estiva, non si usano, e mi aveva chiesto: ma ci sono i baci perugina? Ho detto veramente no. E io ho detto: ma strano, no? In estate ti chiedono i baci perugina. Però lì mi ha dato un input: il bacio perugina serve per la festa degli innamorati. Allora ho detto: wow, San Valentino, ho detto un cupido, vediamo come tirarlo fuori. Soddisfazione è stata espressa dall'organizzatore del Coffee Show Latte Art 2015, Gaetano Bongiovanni, presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e non solo, per l'importante traguardo che ha portato la Sicilia alla finale dei campionati italiani di baristi categoria Latte Art. Nella tappa di Siracusa, che si è svolta il 4 ottobre scorso, il siracusano Giuseppe Fiorini ha conquistato il podio aggiudicandosi anche il trofeo cappuccino tutto siciliano, riservato ad un barista siciliano che ha utilizzato esclusivamente latte e caffè siciliani. Un grande risultato, sottolinea Gaetano Bongiovanni, per rilanciare la qualità e la professionalità nel settore dei pubblici esercizi nel nostro territorio.